Nelle paure ci sono poi paure molto definite, come per esempio quella sul campo dei Sinti a Mestre, referendum bocciato, tra uova, urla, schiaffi, mega zuffe in consiglio, scattano le denunce, fuori testimoni fra gruppi, no globo e polizia, un po' di tutto. Sì, questa è una storia ridicola. Il campo Sinti a Mestre c'è da 40 anni, è un problema dall'anno scorso, non è mai stato un problema. Non è mai stato un problema di convivenza e di paura? No, assolutamente. Lo è diventato l'anno scorso quando alcune forze politiche hanno deciso di contestare un progetto approvato 10 anni prima dal Comune e dalla Regione insieme e che serve per eliminare un problema. Lei da Porcino di Mestre lo conosce bene il problema? Sì, quando me ne sono occupato a suo tempo, ma se ne sono occupati tutti gli amministratori sia del Comune che della Regione da almeno 10 anni. È diventato un problema quando alcune forze politiche hanno deciso di farne oggetto di mobilitazione politica, cosa naturalmente legittima, ma che non è che ha contribuito a raffreddare gli animi, anzi ha creato un problema laddove non c'era mai stato prima. Insomma. Il campo c'è lì da 40 anni perché la Chiesa donò un terreno dove ospitare... Però è il fargli le case? Non sono case, sono forme, sono alcune casette prefabbricate che aiutano a trasformare quello che oggi è un campo inadeguato, circondato da abitazioni, a 1 metro, in una situazione diversa, più civile. Ed esattamente tecnicamente si chiama contratto di quartiere, un intervento in un luogo dove ci sono dei problemi discutendo con gli abitanti. Il Comune ne ha fatti qualche decina tra Venezia e la terraferma. In questo momento ce ne sono 3 in corso a Mestre. Uno è questo, uno riguarda un vecchio quartiere degradato che viene abbattuto e ricostruito e uno riguarda un altro quartiere degradato che è stato già abbattuto e che è in via di ricostruzione.